Il furto delle mascherine. L'incredibile è realtà e accade a Bassano del Grappa. Mentre i volontari di Bassano Emergenze stanno proseguendo nel confezionamento e nella distribuzione agli oltre 43.000 abitanti del comune, alcuni residenti del centro storico e di Viale Venezia hanno segnalato di aver trovato nella cassetta della posta la lettera di accompagnamento, ma non le mascherine. Davvero incredibile come possono accadere queste cose. Dall'assessore alla protezione civile Tamara Bizzotto arriva un invito a tutti i cittadini. Il suggerimento che mi sento di dare è di recuperare immediatamente le buste lasciate dai volontari senza lasciar passare troppo tempo. Non solo. Nelle ultime ore falsi volontari hanno consegnato pacchi da 10 mascherine chiedendo 15 euro. La protezione civile ricorda che i volontari inviati dal comune sono tutti in divisa, non entrano nelle abitazioni, non chiedono soldi o altro in cambio. Episodi di questo tipo vanno segnalati alle forze dell'ordine chiamando il 112 o il 113.